Al via le attività teatrali al Teatro Massimo di Palermo, che riapre le porte dopo la sosta dovuta alla pandemia. Ricco il programma proposto, che vede protagonista per il primo spettacolo denominato Cocktail anche l'agrigentino Pippo Calandrino, nelle vesti di corregista e attore, e di altri nomi famosi come Lorenza Mario, che farà ricordare i suoi trascorsi al Bagaglino, Marco Simeoli, Cesare Biondolillo, Federica Neglia, Valeria Milazzo, e la partecipazione del maestro Franco Licausi e la Cocktail Band. Cocktail rappresenta una rivista con balletto e orchestra dal vivo, con brani musicali, una raffinata comicità, costumi e ricercate coreografie, creando un'atmosfera ricca di emozioni e di allegria, e sarà in scena dal prossimo 19 novembre al 28 al Massimo di Palermo. Cocktail nasce dal felice incontro, vorrei dire, con Aldo Morgante, il patron del Teatro al Massimo di Palermo, che ha deciso nel trentennale della appunto inaugurazione del teatro, che dirige appunto da 30 anni, di aprire la nuova stagione con uno spettacolo divertente e leggero. Cocktail, appunto, un mix di teatro, musica, comicità, stupende coreografie, indimenticabili canzoni. Tutto questo è Cocktail. Eccoci qua, noi siamo pronti. Io sono Cesare Biondolillo, in arte Cecè. Voglio ringraziare per questo grande spettacolo Cocktail il maestro Aldo Morgante, che ancora una volta ci dà l'opportunità a noi maestranze siciliane di portare avanti la nostra sicilianità. Io sono felicissima di essere qui di nuovo dopo tanti anni. Pensate, ho avuto l'opportunità e la gioia di danzare su questo palcoscenico con Christian De Sica nel 2001 e poi sono tornata con uno spettacolo musicale di Pietro Garinei con Gianfranco Iannuzzo e Paola Quattrini. È stato per me bellissimo, una gioia immensa ricevere questo invito assieme a Marco Simeoli e a Cesare Biondolillo, e sono felicissima davvero, non vedo l'ora di debuttare. Bene, anch'io ovviamente ringrazio il maestro Aldo Morgante, il Teatro al Massimo di Palermo, questi meravigliosi colleghi, la band, tutti gli altri artisti che sono su questo palcoscenico, che sono artisti meravigliosi. Noi speriamo di regalare al pubblico serate di gioia, di divertimento, di bella musica, penso che ne abbiamo tutti veramente bisogno. E io ringrazio soprattutto di una cosa che mi emoziona tantissimo. Io ritorno in questo teatro dopo quasi 30 anni. Ah, più di me! Sì, perché questo teatro fu inaugurato il 20 novembre del 1992 da Gigi Proietti, con uno spettacolo meraviglioso, leggero leggero. Il teatro si inaugurava e il maestro Morgante chiamò appunto Proietti, io c'ero giovanissimo, e quindi dopo tanti anni ritorno e ci sarà anche un qualcosa che ricorderà quella serata memorabile. Quindi la gioia di esserci e viva il teatro! Vi aspettiamo! Cocktail! Felicissima di ricominciare a lavorare in questo splendido teatro al Massimo, grazie al maestro Morgante che mi ha rivoluta. Vi faremo sentire un cocktail appunto di musica, sarò accanto alla bravissima Valeria Milazzo e accompagnata da questa splendida orchestra, la Cocktail Band. Felicissima perché appunto ricominciamo con un'altra varietà e quindi vi aspettiamo. Volevo ricordare che abbiamo pensato di far rivivere con Aldo il mito del grande maestro Franco Licausi, affidando la direzione della Cocktail Band, dalla nostra orchestra, che sarà la colonna portante di tutto lo spettacolo, al figlio del maestro, a Franco Licausi Junior.